Rinasce il Cavaliere, ma i 5 Stelle fanno paura. Esatto, il Movimento 5 Stelle fa paura. Il 5 Stelle ha ottenuto un buon risultato, non tanto da fargli governare la regione. Io non avrei visto male il fatto di metterle alla prova, ne dà significato anche quello che è successo in 2 grandi città. Si bisognerà vedere quando si va a rivotare cosa pensano i cittadini di Roma e di Torino. Però attenzione, io non sto denigrando, sto dicendo che un conto è la rivendicazione e la protesta, un altro conto è governare, che è una cosa ben diversa e anche molto più difficile, però insomma dire, sta nella logica delle parti cercare di cambiare il senso. Mesi significativi, una bella campagna elettorale. Io penso che alla fine si potrebbe profilare un pari e patta tra tutti e che quindi serva una composizione parlamentare. Ricordo sempre che in Germania sono andati avanti almeno una decina d'anni con una grossa coalition e dal di fuori continuiamo a vedere solo le decisioni forti di una nazione e non il fatto che il centro-sinistra e una parte del centro, perché lì la Merkel è dichiaratamente un governo democristiano, tipo la democrazia cristiana in Italia, più il centro-sinistra governassero su dei punti fermi con un programma definito. Quindi in Belgio in compenso sono stati senza governo 1 anno e mezzo e sono andati anche meglio e hanno superato la crisi economica. Esatto. E in Spagna invece sono rimasti lì 6-7 mesi, poi sono andati a rivotare. Professor Casen, cosa succede? La politica, il politico non serve? No, lo Stato non produce ricchezza. Allora, se lo Stato si mette nell'ordine di idee, ma qui ci vuole un salto di qualità. In questo noi abbiamo un Stato che è un sistema capitalista, no? Il capitale ha un suo sistema di riprodurre ricchezza o di abbattere la ricchezza. Quando questa ricchezza si concentra nelle mani di taluni a scapito degli altri, naturalmente si crea tutta una serie di situazioni che abbiamo visto prima. Allora, la situazione di adesso, proporzionata a quella della Russia, l'abbiamo visto all'inizio, non è la stessa, ma in proporzione dà un segno che c'è gente che sta male e gente che sta troppo bene. E questi che stanno troppo bene sono impuniti. Allora, quelli che stanno fuori e che hanno necessità di avere la garanzia di poter gestire il proprio denaro, le proprie capacità di esprimere le proprie volontà, devono essere garantiti da uno Stato. E lo Stato qui viene meno. Perché? Perché non c'è la volontà di mettersi in discussione. I partiti non si mettono in discussione, i partiti si mettono d'accordo per poter restare così come stanno. Se si mettessero in discussione andrebbero, come sta facendo Renzi adesso, a parlare con la gente, ma è un po' tardi, ma non è mai troppo tardi. Quindi che comincino pure, che vadano pure a parlare con la gente e sentire che bisogno hanno e quindi poi di conseguenza rischiare una campagna elettorale che è fatta sulle concretezze, perché la gente pretende questo, la gente ogni giorno va al supermercato, ogni giorno va in ospedale quando ha necessità, ogni giorno ha bisogno di prendere il bus o il tram o cose di questo genere, ogni giorno ha bisogno di persone che quando parlano siano affidabili. Ma se uno un giorno dice una cosa e il giorno dopo la contraddice, allora la gente comincia a pensare. E questa è la cosa più grave che possa fare un politico nei confronti di se stesso, non nei confronti della gente. Però la gente ha bisogno che, delegando uno Stato, un governo, dei partiti, questi rispondano rischiando in proprio. Ora, chi ha dimostrato questo, poi non so se riuscirà a dimostrare di saper governare, 5 Stelle. In questo momento è l'area che si confronta con proposte diverse. Poi andremo a confrontare se effettivamente succede così. Allora, molti tirano fuori la questione
di Roma, questione di Torino, eccetera. Ma io non ho visto che la magistratura si sia scatenata a Roma quando i precedenti sindaci di tutta l'area, diciamo, istituzionale hanno fatto buchi da miliardi di euro. Invece si sono scatenati perché uno è inciampato, l'altro è caduto perché c'era il solito furbo di turno, no? Che giustamente va preso e cacciato fuori. Questo è perfetto. Quello che mi preoccupa di più è che anche in questi governi che sono innovativi non ci siano figure sufficientemente rappresentative che siano in grado di prendere in mano la situazione e cambiarla. Allora vuol dire che è proprio il tessuto che non funziona, non sono nemmeno più i partiti. Cioè vuol dire che a Roma difficilmente riesco a trovare una persona in grado di essere fuori da qualsiasi gioco, di poter gestire con intelligenza le cose e di poter dare delle soluzioni in tempi più, o fare un programma che in tempi più o meno lunghi si possa in qualche maniera concludere e dare un senso di novità. E allora qualcuno comincia a pensare alla rivoluzione, e questa è la cosa peggiore che si possa fare: quando uno si arrende pensa alla rivoluzione, e questo non è possibile. Quello che diceva prima Di Maio, che ci sono dei cittadini che pensano che le cose non si possano cambiare, e lui ha detto sono questi i nostri interlocutori. Luciani, cosa dice lei? Sì, ha ragione Di Maio, sono esattamente... ricordiamo che il partito dell'Astensione è il primo partito in Italia e appunto anche in Sicilia. Il primo partito in assoluto, e ha ragione Di Maio a chiedere che questi elettori lo ascoltino. È la stessa cosa che sta facendo Matteo Salvini in definitiva, cioè Matteo Salvini va in mezzo alla gente, va ad ascoltarli, va a vivere anche poi sulla sua pelle, se vogliamo, quelle che sono le situazioni. E tanti lo cacciano come populista che guarda solo appunto lo stomaco, che va ad ascoltare lo stomaco della gente. La verità è che oggi la stragrande maggioranza degli italiani non stanno bene, cioè c'è una gran fetta di cittadinanza e di popolazione che non viene ascoltata, e non viene ascoltata da tanti anni. La scelta del nazionale, questa Lega senza il Nord, il presentarsi anche in Sicilia, per lei come la vede? Allora, è chiaro che quando fai parte di un... Io sono cresciuto con la Lega per l'indipendenza della Padania, sono un indipendentista veneto da sempre, quindi a me il fatto che si possa cambiare il nome in Lega Nord piuttosto che Lega dei Popoli, ci sono fatte diverse ipotesi, poi in realtà ci si è fermati a Lega e basta. Tendenzialmente oggi tutti si dice ma la Lega cosa pensa, ma la Lega, quella è una questione di immagine, solo secondo me di facciata. È chiaro che quando però un segretario come Salvini si impegna molto nel sud, è chiaro che toglie energie a quelle che potrebbe essere la sua presenza nel nord. Fortunatamente io per esempio vedo al Veneto si sono formate delle personalità importanti anche nella nostra regione, penso al nostro governatore Zaia, penso a Roberto Marcato, penso a Massimo Bitonci, quindi comunque personalità riconosciute che continuano comunque quel lavoro nel territorio. Un po' diverso è il tema della Lombardia, che ovviamente dopo i problemi che ha avuto il partito effettivamente la classe dirigente lombarda è stata un po' più frenata e ha un po' più di evidenti problemi di leadership, però insomma ritengo che sia stato un passaggio obbligato, visto che noi ci scontriamo e se vogliamo tentare di cambiare il paese e la gente comincia ad ascoltarsi. Oggi teoricamente la Lega è il primo partito del centrodestra, quindi significa che comunque abbiamo un elettorato al quale riusciamo a dare ascolto e riusciamo a interpretare il loro pensiero. Quindi è un passaggio, può essere per qualche militante storico può essere doloroso, mi rendo conto, però se l'obiettivo è quello di dire oggi le priorità sono tendenzialmente diverse, cioè dobbiamo cercare di cambiare sul serio il paese, e qui ha ragione il professor Case, la differenza sta tutta nel essere persone di parola. Nella mia piccola esperienza di amministratore ho visto che cercando di mettersi il massimo dell'impegno e dando sul serio risposte, la cittadinanza mi ha riconosciuto questo ruolo e sono stato il più votato nella storia del partito nella città di Padova, dove a Padova storicamente la Lega ha sempre fatto fatica proprio perché è una città molteplice, no? Quindi da questo punto di vista capisco cosa dice il professore e ha ragione in pieno. Oggi la gente, al di là del partito, vuole concretezza,
cioè vuole essere certa che se gli hai promesso una determinata cosa, un determinato aiuto sociale, ci sia poi una risposta tangibile, perché ti si ritorce contro poi ti mandano appunto a casa. Però posso, perché come diceva il professore bisogna anche sapersi mettere in discussione, noi lo facciamo. Allora, ci vengono a dire, sarebbe stato bello vederli all'opera in Sicilia, come a Roma, come a Torino. Beh, perché a Roma che cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle? Su 13 miliardi di debito che sono stati lasciati ereditati dal centro-sinistra, e anche prima, allora cominciamo ad avere un po' di memoria storica. Quello che diceva Bene, prima, allora la memoria storica va applicata anche nei nostri confronti. La giunta Raggi è riuscita a scovare 480 milioni per la viabilità, quasi 200 nuovi autobus, ci sono 150 guasti in meno sulle linee autobus ogni giorno, e provate a immaginare cosa vuol dire un guasto su un autobus su una viabilità come quella di Roma, 150 guasti in meno. Queste cose la stampa le deve dire. Si parla invece di emergenza rifiuti e, per carità, la città ha qualche situazione critica, ma la situazione rispetto alla gestione precedente è migliorata, pur avendo contro una regione che ha la competenza sugli impianti di smaltimento e non avvia la possibilità di smaltire i rifiuti. Il comune li raccoglie, però dopo dove li mette? La regione è a guida PD. Allora dobbiamo essere coerenti e puliti. Noi avremmo voluto prenderci la grana della Sicilia, lasciata e abbandonata in quelle condizioni del PD, avremmo voluto e sicuramente avremmo fatto meglio. Però andiamo avanti. Coerenza. Si dice perché non si fa un'alleanza con la Lega. Come posso pensare io cittadino a un'alleanza con la Lega che strizza l'occhio sul versante lepenista o a Casa Pound, che fa alleanze in Sicilia con Fratelli d'Italia, che è contro il referendum autonomia, si prepara a rientrare in coalizione con Berlusconi dopo che Salvini aveva detto basta, la nostra gente non ne vuole più sapere di un ritorno in campo di Berlusconi, basta per sempre, se correrà lo farà da solo, e adesso torna in coalizione. Allora, questa coerenza che poi fa il amministrativo, cioè tipo un conto sono i ruoli amministrativi, un conto sono governare un paese. Veloce. Siamo sul livello di Renzi che ha detto se perdo il referendum vado a casa e non faccio più politica, è ancora qua. Allora c'è qualcosa andiamo che non invece, funziona. quale sarà lo scenario con una legge elettorale che forse non produrrà nessuna maggioranza autosufficiente? Noi faremo quello che abbiamo già chiesto di poter fare nel 2013 a Napolitano, di avere un mandato esplorativo, e ci proporremo con il nostro programma quello fatto con i cittadini, e dicendo a tutti, non alla Lega soltanto, a tutti i parlamentari, non ai partiti ma alle singole persone, noi abbiamo un programma che prevede di riformare il sistema bancario. Abbiamo un programma che prevede una lotta alla corruzione secondo questi punti che nella scorsa legislatura non ci hanno permesso di. E quindi voi proporre. chiedereste l'appoggio ovviamente quindi sulla base di un programma, però non su di un interesse elettorale. Cioè oggi le coalizioni si presentano sparpagliate e unite nello stesso tempo, ognuna con un suo. Certo, ci sono delle contraddizioni all'interno sia del centro-destra che del centro-sinistra, con liste di nominati, con l'impossibilità per i cittadini di scegliere. Perché mi tocca sul vivo su questa cosa qui. Allora, è ovvio che ci guardano in tante province, per cui può non interessare il caso padovano, però nel caso padovano il 5 Stelle è andato con il PD, voglio dire, in alleanza a sfiduciare il sindaco della Lega Massimo Bitonci.
Allora, se siete coerenti, e dovreste esserlo sempre, perché a Roma lo siete stati in quel caso, cioè non siete andati a sfiduciare, vorrei che spiegasse il perché hanno sfiduciato il sindaco di Padova insieme al Però PD. la caduta di Bitonci è stata anche È stata perché i rappresentanti, sì, certo che ci sono i numeri e su quello non si discute, ma i 5 Stelle si sono prestati, evidentemente perché avevano voglia e volevano tentare la scalata al comune di Padova, e quindi hanno fatto anche loro i conti politici. Quindi tutta questa verginità che i 5 Stelle abbiamo appoggiato Bitonci, perché se noi fossimo stati in coalizione con Bitonci ci potrebbero dire siete stati incoerenti, ma noi eravamo la coerenza è che voi avete sempre detto che non vi schierate né col PD né con Forza Italia né con nessun'altra forza. Invece in quell'occasione che lo hanno fatto, allora la verginità di a volte si perde. Ma avremmo dovuto votare una fiducia implicita a Bitonci con quello che stava facendo. Ma scusa, a Roma il sindaco, voglio dire, i rappresentanti 5 Stelle a Roma non sono andati a sfiduciare il sindaco, non sono andati, non si sono prestati, perché fa parte del politico. A Padova sì, però. Perché? Perché c'era la possibilità di poter governare a Padova, quindi hanno fatto anche loro i loro conti, perché inutile stiamo parlando una manovra politica. No, le storie delle Verginelli, cioè fino a un certo punto regge, poi a un certo punto, scusa, permettimi, nel senso, eravamo forse al governo che con anche la Lega, voi fate dei calcoli politici, ma eravamo al governo come con la tutti Lega, i partiti. ma eravamo al governo con la Lega noi? Ma non c'entra essere al allora, governo o meno, non c'entra essere al governo se abbiamo chiesto di chiudere la gestione Bitonci. È stato un gesto di opposizione insieme al PD, siete andati insieme al PD a fare questa sfiducia. Questa è una cosa importante da chiarire. Non avete rispettato la volontà popolare, è la forza politica, ma non avete rispettato la gente, ha votato di più le proposte altrui quando le condivideva. Sul referendum autonomia abbiamo condiviso l'idea, e addirittura l'abbiamo proposto in Lombardia. Ma siccome voi vi ritenete i deputati assoluti della volontà popolare, la volontà popolare padovana era ed è e si è espressa per Massimo Bitonci. Voi per un gioco di potere interno per una avete coerenza. No, non è coerenza quella, non è coerenza, perché i padovani avevano scelto la Lega Nord al governo della città di Padova. Abbiamo dimostrato che le cose buone le votiamo, e questo riguarda il referendum autonomia. Noi siamo stati coerenti. La Lega il giorno dopo è andata a allearsi con Berlusconi, che l'autonomia nel 2008 ve l'ha negata, e con Fratelli d'Italia, che addirittura contestava il referendum. Noi siamo stati coerenti, eravamo opposizione a Bitonci, c'era l'occasione, la possibilità di chiudere con la sua cattiva gestione, lo abbiamo fatto. Col PD. Questo non, ma non col PD. Il PD lo avrà fatto per calcolo. Siccome il tempo scappa via e dobbiamo parlare anche di Padova, in Parlamento chiederemo la stessa cosa. Noi sull'autonomia c'eravamo, ora sull'anticorruzione la Lega o il PD o Forza Italia o chi che sia ci vuole stare, e là vedremo chi avrà la coscienza e la coerenza e chi invece farà dei calcoli di potere come quelli che dice. Dobbiamo andare in pubblicità, c'è anche l'ospedale di Padova di cui vogliamo parlare, e quindi capiremo anche qui poi se ci sono delle alleanze, delle convergenze e quali sono le opinioni. A tra poco.